Tutto pronto per la quinta. Bel confronto per buoni cavalli di 3 anni. All'1 Furia, Love Baldo, Roberto Vecchione. 2 Francis ZL, Enrico Montagna. 3 Flitschka, Antonio Di Nardo. 4 Fast Day, Prav, Marco Stefani. 6 Fato d'Amore, Antonio Greppi. In seconda fila 7 Fiamma BFC, Maurizio Cheli. 8 Fashion Cup, Riccardo Pezzatini. Favoritissimo Fast Day Prav, quota crollata addirittura a mezzo in chiusura sul campo. Autostart che prende velocità, non fa partenza Fato d'Amore. E si va con Francis ZL che prende la testa, all'esterno Flitschka. Francis ZL che difende lo steccato, parte alla grandissima dalla seconda fila Fashion Cup che scavalca Furia Love Baldo che non è partita. Fast Day Prav in attesa degli eventi, vengono fuori 200 metri lottatissimi, sbaglia alla fine Francis ZL, passa a numero condurre 2 dopo un Francis 14-1 ZL Flitschka. squalificato. E così Flitschka al comando, in seconda posizione Fashion Cup, di fuori Fast Day Prav, in uno schema che era difficile immaginare. Flitschka nei confronti di Fashion Cup, allo scoperto è Fast Day Prav con in scia Fiamma BFC, terza in corda a Furia Love Baldo, alla retroguardia Fato d'Amore, 29-8, ha già preso in mano in maniera decisa Antonio Di Nardo, arriva all'esterno però Fast Day Prav che costringe l'avversario ad accelerare. 45-9 per i primi 600 metri di corsa. Flitschka al comando, di fuori Fast Day Prav, in corda Fashion Cup, in pariglia Fiamma numero BFC. 6 Fato d'Amore Poi squalificato. Furia Love Baldo, 800 in 1 minuto e 6 decimi con Flitschka che continua nel percorso d'avanguardia. Fast Day Prav allo scoperto, in corda rimane Fashion Cup. Poi Fiamma BFC, chilometro in 1.15 e mezzo, con la leader che sta facendo tutto facile. Fast Day Prav già scuffiato che non progredisce. Flitschka in totale controllo, seconda in corda e Fashion Cup. Fast Day Prav che per il momento non pedala, in corda rimane Fiamma BFC che si butta terza sotto, allunga ora la battistrada che dopo un 14,3 prende vantaggio. A metà della curva conclusiva Flitschka in netta evidenza nei confronti di Fashion Cup, la retta d'arrivo per Flitschka che è isolata in avanti, Flitschka che nel finale si mantiene in nettissima evidenza, Flitschka che viene a vincere come vuole da un capo all'altro. Al secondo posto finisce Fashion Cup che precede Fiamma BFC. 29,4 ad arrivare, 1,14,2 il ragguaglio cronometrico per la vittoria di Flitschka. Antonio Di Nardo in salchi per Gennaro Casillo al training. I colori della scuderia rosso crociata, vince la figlia di Pascia l'Est in percorso di testa. Si allontana dai rivali nel finale. Vince netta al secondo Fashion Cup, al terzo Fiamma BFC. Piazzati a quote shock, successo per Flitschka e Antonio Di Nardo.